Buongiorno, sono Andrea Politi e ci troviamo da Berni in via Paolo Sarpi al 48 a Milano. Questo locale nasce all'inizio degli anni 80 e nasce come panificio pasticceria di qualità. La qualità è stato sin dall'inizio un punto chiave della produzione e ha fatto sì che Berni diventasse, allora angolo del pane, uno dei primi, forse il primo panificio pasticceria di tutta Milano. Caratteristica di Berni è la produzione che si svolge a 360 gradi. Partiamo dal mattino con una spremuta rigorosamente fatta al momento di arance fresche e, perché no, una ottima brioche prodotta sempre da noi e un marocchino veramente da calcarsi i baffi, per poi continuare verso il pranzo, dove offriamo sempre 3 o 4 primi che possono essere delle paste fredde in questa stagione dove il caldo ci sta veramente provando. E ci sono tante insalatone. Proponiamo tra le altre un'insalata di pollo e mele e un tagliere di salumi molto ricco con dei formaggi e delle marmellate e mostarde prodotte assolutamente tutte cose. Caratteristica che ci contraddistingue: a pranzo serviamo dei panini che abbiamo soprannominato pollicini proprio per la loro dimensione. Panificio, pasticceria e pizzeria, una lunga tradizione prodotti da forno, quindi tutti i pani speciali, pani con le farine di Camota, pizze veramente di ogni gusto e una serie di pani quali bastoncini alle olive, bocconcini alle olive, bocconcini alle noci, che veramente stuzzicano l'appetito dei nostri clienti. Continuando poi nel menù con dei dolci di assoluta qualità. Uno tra tutti un cheesecake fatto con ricetta tradizionale, quindi con la crosta fatta come la ricetta americana insegna, dei semifreddi verniciati al cioccolato al latte. Da parte mia e di tutto Berni e dello staff di Berni un caro saluto agli amici di Love Resto e un saluto a tutti i clienti che ogni giorno ci onorano con la loro presenza.